Palazzetto dello Sport di Tricase, che questa sera ospiterà gara 1 della fase di playoff del campionato territoriale di seconda divisione, che è stato girone unico e la regular season ormai è finita. Chi vi parla è Luca Carluccio, questa sera da solo perché la nostra Irene Viva è assente giustificata, e approfittiamo per mandarle un grandissimo saluto come prima cosa di questa diretta. Ciao Irene, sei con noi. Bene, insieme a me poi questa sera ci sono, li potete vedere qui alle mie spalle, che si stanno occupando della parte tecnica. Abbiamo, ecco, mi sposto io, prendo il microfono. Abbiamo Giorgio Spennato nell'ordine, fatevi vedere ragazzi, fatevi vedere. Giorgio Spennato e Elisa Cucci che si stanno occupando della regia, poi Paolo Carluccio che si sta occupando della moviola, del replay sulle... Vi ricordo che questa sera ne abbiamo 2 a disposizione, e lì in fondo, nascosta da tutti, c'è anche Ludovica Carangelo che sta coadiuvando Paolo Carluccio nella supervisione delle camere. A bordo campo invece abbiamo la nostra Giada Congedi che ci fornirà i dettagli. Bene, andiamo subito immediatamente nel campo e vediamo se la camera della nostra Giada ci dà una panoramica qui del Palazzetto dello Sport. Eccola qua, bravissima Giada. E lì il Palazzetto dello Sport di Tricase che ospita la gara odierna. Ecco, vediamo che Giada è posizionata a bordo campo sul lato che dovrà ospitare in questa prima frazione di gioco i nostri falchi. Bene, detto questo possiamo tranquillamente passare anche a ringraziare la piattaforma che ci sta ospitando, che ricordiamo che è Spike Volley Italiano, sulla quale ormai stiamo modulando da più di qualche trasmissione nelle nostre dirette in questa fase finale di questo campionato, e che sicuramente, visto anche il successo della bellissima iniziativa, ricordiamo che vuole essere, Spike Volley Italiano vuole essere un hub, un momento di incontro, di un concentratore di tutto quello che è la pallavolo a livello nazionale, e quindi sicuramente caratterizzerà anche la presenza delle dirette dell'anno prossimo. Ne approfittiamo per lanciare un piccolo video promozionale. Ragazzi, siamo anche noi su Spike Volley Italiano, la piattaforma che vuole essere ed è il punto d'incontro di tutta la pallavolo nazionale. Dirette live, classifiche, risultati, pronostici, sconti. Unisciti a noi, scarica anche tu l'app per iOS o per Android di Spike Volley Italiano. Bene, rieccoci. Allora ne approfittiamo di queste fasi preliminari e per ringraziare anche preliminarmente, visto che insolitamente stiamo iniziando con un discreto anticipo, anche tutti i nostri sponsor che ci hanno supportato durante tutto quest'anno sportivo, durante quest'annata, che sono la Pescheria e Friggitoria del Porto, Borghi d'Italia di Uxentum Tour, GP Service, la Sorgenteco, Colaci Motors, Panificio Biscottificio del Borgo, la New Access Point, la Farmacia Casciaro, la New Saralook e Folium Aperitif and Breakfast. A tutti grazie di cuore per questo supporto portato avanti fino alla fine di questa stagione. Detto questo, rientriamo in campo e ne approfittiamo anche per citare integralmente le rose delle squadre che si confronteranno in campo. Allora, partiamo dalla squadra ospite, che quest'oggi siamo noi, quindi la squadra dell'Ugento, e abbiamo con il numero 1 avremo Nicolò Boccadamo come centrale, con il numero 2 Luigi Galati sempre come centrale, con la maglia numero 4 Kevin Coletta con il ruolo di opposto, con la maglia numero 5 Giorgio Placi sempre come opposto, il numero 6 invece è Alessandro Cucci, il nostro palleggiatore, con il numero 7 Giacomo Rizzo, il nostro laterale, con il numero 10 Giosuè Bruno, libero, con il numero 12 Maurizio Marzano, centrale, con il numero 13 Federico Schido, centrale, con il numero 14 Cosimo Musio, opposto, e con il numero 20 Gerardo Buonanno come libero. Per la rosa del Tricase invece avremo con il numero 2 Rocco Sodero, con il numero 12 Ano Joy Martin Luigi, con il numero 23 Rizzo Gianrocco, con il numero 24 Cazzato Mattia, con il numero 49 Dario D'Aversa, con il numero 56 Alessandro Panico, con il numero 57 Mario Morciano, con il numero 59 Luca Musarò e con il numero 71 Minonne Davide Angelo. Capitana la squadra del Tricase Luca Musarò, e il mister del Tricase è il signor Antonio Sodero. Dirige l'incontro, mentre le squadre stanno attraversando il campo per i saluti di rito, il signor Francesco Scarcella.
Ecco qua, le squadre ritornano verso le panchine e siamo quasi pronti per dare il via a questa gara 1 dei playoff. Campionato corto questo di seconda divisione quest'anno, non è stato lungo, non essendoci molte squadre partecipanti al torneo, ma è stato sicuramente molto molto sentito, e in questa fase per questa categoria è anche molto molto agguerrito, perché i ragazzi si lanciano veramente con tutta l'anima. Ecco le squadre a bordo campo, la camera della nostra Giada ci sta favorendo l'inquadratura di tutto il gruppo squadra dei Falchi Ugento, che sono radunati intorno a Mister De Giorgi e al nostro medico sociale, il dottor Alfredo Stea. Bene, vedremo ora quale sarà lo starting six per entrambe le formazioni e poi daremo il via a questo incontro che si preannuncia sicuramente sarà combattuto. Vediamo entrare in campo per i Falchi Maurizio Marzano, Jonathan Giaffrede, il nostro capitano con il numero 23, Luigi Galati, dopodiché Giacomo Rizzo con il numero 7 e anche Filippo Rizzo con il numero 8 e poi Kevin Coletta con il numero 4 e poi il numero 22 con il numero 22 oggi abbandonato la maglia numero 6 Alessandro Cucci, il nostro palleggiatore. Bene, mentre per il Tricase entra in campo con il numero 2 Rocco Sodero, con il numero 23 Gianrocco Rizzo, con il numero 49 Dario D'Aversa, con il numero 57 Mario Morciano, con il numero 59 Luca Muserò e con il numero 71 Minonne Davide Angelo. Capitana la squadra del Tricase, lo ricordiamo, il numero 59 Luca Muserò. Bene, le squadre sono in campo, l'arbitro, il signor Scarcella, è ancora a bordo campo sul lato del segnapunti, quindi sta controllando le formazioni e ci apprestiamo, passa dal lato dei Falchi, ci apprestiamo ad entrare in gioco. Splendida l'accoglienza come sempre qui ai nostri amici del Tricase e anche splendida la colonna sonora che accompagna, ecco, non so se si sente in questo momento in cuffia, ma c'è l'Honor Hymn del Gladiatore. Ecco qua, la nostra Giada Congedi ci favorisce l'inquadratura del signor Francesco Scarcella. Si parte con il Tricase in battuta. Giaffreda, Rizzo, Giaffreda, riceve il Tricase, articola l'attacco, butta dentro, Cucci, Rizzo, Giaffreda, forza e butta giù, ce la fa. Quindi primo punto per la squadra dell'Ugento. Maurizio Marzano in battuta per la FD Falchi Ugento. Out, fuori, rivediamo a rallenti, quindi secondo punto per l'Ugento. Nuovamente Maurizio Marzano in battuta. 2-0 per la FD Falchi Ugento. Vediamo che va fuori questo servizio di Maurizio Marzano, vediamo se è stato ripreso dalla camera. Sì, decisamente fuori, è molto accorta la difesa del Tricase a lasciarlo sfilare. Quindi primo punto per la Virtus Tricase che adesso va in battuta. E palla carambola sulla rete, riesce a sorprendere il nostro Filippo Rizzo. Eccolo qua, la vediamo a rallenti, quindi colma lo svantaggio il Tricase, 2-2. Rizzo,
per Rizzo, fratello, va Jonathan Giaffreda, palla che rimane nella metacampo dell'Ugento e regala il terzo punto alla formazione del Tricase. Giaffreda, Rizzo, Giaffreda, Murato, Galati, Rizzo, nuovamente Giaffreda che colpisce potentissima la palla, viene intercettata dalla difesa del Tricase ed esattamente dal numero 57 Mario Morciano, ma che vediamo, visto l'impeto messoci da Fiorello, Giaffreda non riesce a renderla utile ai fini dell'azione. Terzo punto anche per i Falchi, parità. In battuta Filippo Rizzo. Va alla schiacciata adesso il numero sempre Morciano per il Tricase. Rizzo, Giaffreda, pallonetto. Porta a casa il quarto punto. Filippo Rizzo, eccolo qua, vediamo un bel piano americano fornito dalla nostra Giada Congedi a bordo campo. Non forza Filippo. Riceve il numero 24 Cazzato per il Tricase con palla che rimane nella metacampo del Tricase e quindi allungano i Falchi. 2 le lunghezze di vantaggio in questo momento. Bellissima l'azione del Tricase, molto bella, coordinamento veloce sotto rete, porta Minonne, Davide Angelo porta il quarto punto alla formazione del Tricase, una bella veloce. Cambio palla e adesso è lo stesso Minonne che si incarica della battuta. Batte Tricase con 4, risponde Ugento con 5. Cucci, Filippo Rizzo, Giaffreda, Murato, Rizzo, Giaffreda e va a cercare con un'operazione acrobatica uno spazio non presidiato alle spalle della zona 6 e questa è l'astuzia del giocatore d'esperienza, quindi guadagna il servizio del quale si incarica poi anche di battere. Riceve il Tricase, articola sul lato destro del campo, va giù molto potente, palla a terra, il numero 23 Rizzo Giarrocco che è tra i giocatori più alti della rosa del Tricase. Settimo punto. Nuovamente Fiorello Giaffreda in battuta. Riceve in extremis il Tricase, riesce ad articolare al centro, free ball per l'Ugento. Giaffreda, Rizzo e va Galati, tenta il pallonetto intercettato da Morciano. Quinto punto per la formazione del Tricase. Si incarica del servizio Rocco Sodero in questo momento. Prende quasi tutto lo spazio disponibile alle spalle del rettangolo di gioco in questo grande palazzetto molto bello. Out! Va direttamente fuori e regala l'ottavo punto all'Ugento. Al momento va in battuta Luigi Galati per la formazione dei Falchi. Non forza. Riceve Morciano e va giù sempre lui Morciano. Rizzo alza il fratello Aia che non trova la coordinazione giusta per buttare la palla al di là della rete e regala in questo modo il sesto punto al Tricase. Morciano è arrivato al turno di battuta per il Tricase. Batte Tricase con 6, rispondono i Falchi con 8. Giaffreda, Rizzo per Giacomo Rizzo. Che succede? Chiama un quarto tocco l'arbitro, a giudizio dell'arbitro il signor Scarcella. La palla non ha superato, non è stata toccata dalla difesa, ma si è andata ad infrangere sul nastro. Buono l'istinto di Cucci di andare in salvataggio, ma inutile a questo punto.
E accidenti, non si capiscono sotto rete. Quarto tocco nuovamente, non si capiscono Filippo Rizzo e Maurizio Marzano. Quindi c'è un palese errore di coordinazione in fase offensiva per l'Argento. Giaffreda, Rizzo e butta dentro Coletta Kevin, ma va a schiantarsi praticamente contro il palo a supporto della rete e regala il nono punto con il superamento che c'è stato. Brevissima pausa per noi. Ragazzi, siamo anche noi su Spike Volley Italiano, la piattaforma che vuole essere ed è il punto d'incontro di tutta la pallavolo nazionale. Dirette live, classifiche, risultati, pronostici, sconti. Unisciti a noi. Scarica anche tu l'app per iOS o per Android di Spike Volley Italiano. Ecco qua, le squadre raccolte intorno ai propri allenatori per ricevere l'indirizzo. Forte accelerazione del Tricase in questa, subito dopo un avvio incerto in questa seconda fase della prima frazione di gioco. Il servizio ancora del Tricase, se ne incarica nuovamente sempre Mario Morciano. Giaffreda, Filippo Rizzo per il fratello Giacomo che non forza, butta dentro. Di nuovo abbiamo Morciano, articolazione sulla sinistra, riceve Fiorello Giaffreda. Rizzo chiama una pipe e va Jonathan Giaffreda dalla seconda linea. Tira dentro, free ball per l'Ugento. Giaffreda, Rizzo che tira per Giacomo Rizzo, il fratello. Riceve ed articola il Tricase sul lato destro del campo. Forza Cucci, ricezione. Rizzo e tenta il pallonetto, scelta portata da parte di Giacomo Rizzo, butta dentro, ok, punto, la palla rimane nella metà campo del Tricase ed è 9 pari. Al servizio in questo momento Kevin Coletta per la FD Falchiugento. Riceve il Tricase, articolazione sul lato sinistro del campo, smorza il muro Jonathan Giaffreda, Filippo Rizzo per Giacomo Rizzo, butta dentro, riceve il Tricase, tenta la sortita ma non ce la fa, prontamente contrastato a muro da Maurizio Marzano. Ci vediamo in rallenti, 10° punto per la FD Falchiugento, prima frazione di gioco. Ricordiamo che stiamo trasmettendo dal Palazzetto dello Sport di Tricase in provincia di Lecce la gara 1 della fase di playoff del campionato di seconda divisione maschile. Kevin Coletta non forza, va giù Gianrocco Rizzo per il Tricase ma viene intercettato, nuovamente murato Filippo Rizzo, ci riprova e va no, ma la palla va decisamente fuori e quindi nuovamente parità. Le squadre stanno procedendo assolutamente appaiate in questa prima frazione di gioco. Ecco, adesso in battuta per il Tricase c'è Gianrocco Rizzo che è sicuramente il giocatore più alto della rosa del Tricase. Giaffreda sporca la ricezione, pronto però Maurizio Marzano a ricevere, a buttare dentro, saremo costretti a regalare una free ball. Nuovamente Rizzo per, c'è un'inflazione del, ecco qua, chiama una doppia a danno del numero 59, il capitano del Tricase Luca Musarò, che si è lasciato sorprendere dal muro della FD Falchiugento, che guadagna in questo modo servizio e 11° punto, del quale si incarica Giacomo Rizzo. Riceve Cazzato per il Tricase, va giù, vediamo a dove articolano. 40. Ah no, non ce la fanno, tenta di buttare dentro Luca Musarò ma la palla rimane nella metacampo del Tricase, 12° punto per la FD Falchiugento con ancora Filippo Rizzo in battuta. Cazzato riceve, raso terra, butta dentro, bravissimo, mamma mia, fasi molto concitate di gioco, quindi ripetiamo da Marzano, Filippo Rizzo e Jonathan Giaffreda. Vediamo cosa dice l'arbitro, fuori, quindi era inintellegibile la palla, abbiamo visto che si muoveva il nastro della rete ma evidentemente l'arbitro era lì, quindi 11° punto per la formazione del Tricase.
che va in battuta con Dario D'Aversa. Cucci, Rizzo, Giaffreda. Free ball per il Tricase. Viene ricevuta la palla, ce la fanno i ragazzi dell'Argento, la recupera in extremis, veramente a bordo campo, vicino ai tabelloni pubblicitari. Alessandro Cucci, bravissimi i ragazzi nella difesa dell'Argento, ma non riesce poi a indirizzarla efficacemente verso il campo. Quindi parità, 12 pari. Cucci, Rizzo per Giaffreda. E la palla burata, muro a due, molto molto bravi, muro a due da parte di Sodero e Minonne per il Tricase. Degni di citazione, che guadagnano il vantaggio, quindi Tricase nuovamente in vantaggio con Dario D'Aversa in battuta. Non forza D'Aversa, Giaffreda, Filippo Rizzo, Giaffreda butta dentro e trova terra il nostro capitano in zona 1. Ci vediamo il rallenti. Parità nuovamente. Cambio con Maurizio Marzano in battuta per la FD Falchiogento. Non forza Marzano. Riceve il numero 57 Morciano per il Tricase. Rizzo per Filippo Rizzo, che chiama Giaffreda alla battuta, ma viene contrastato efficacissimamente dal muro del Tricase, che riguadagna il vantaggio e il servizio. 14° punto. Out. Direttamente fuori la battuta del numero 56 Panico Alessandro per il Tricase. E adesso in battuta sul 14 pari c'è Filippo Rizzo, il palleggiatore dell'Argento. Fuori anche questa battuta, ricambia il favore Filippo, quindi siamo 15-14 con il Tricase che passa nuovamente in vantaggio. Si incarica della battuta Minonne per il Tricase. Palla che si schianta direttamente in rete e quindi nuovamente parità e cambio di servizio. Alla battuta per la FD Falchiugento il capitano Jonathan Giaffreda con il numero 23. Lunga la battuta di Jonathan, che riceve adesso ma non ce la fanno i ragazzi dell'Argento. Tocca la palla Jonathan Giaffreda, capitano, eccolo qua, lo vediamo, corre Filippo Rizzo, ma siamo veramente al limite del campo. Quindi 16-15 per la formazione del Tricase. In battuta il numero 2 Rocco Sodero per il Tricase. Vediamo per cosa opta. Non forza. Giaffreda sporca la ricezione, ritorna la palla in gioco e fa una doppia. L'arbitro chiama una doppia ai danni del nostro palleggiatore Filippo Rizzo, che si è trovato a gestire una ricezione molto alta da parte del capitano. Allunga il Tricase, 17° punto. Sempre Rocco Sodero in battuta. Out questo servizio, quindi accorciano i falchi. 16° punto. Con Luigi Galati che si incarica del servizio. Riceve il numero 57 Morciano per il Tricase e va alla schiacciata sempre Rocco Sodero, ma la palla rimane nella metà campo, si infrange sulla rete e regala la parità ai falchi, quindi 17 pari. Ragazzi, siamo anche noi su Spike Volley Italiano, la piattaforma che vuole essere ed è il punto d'incontro di tutta la pallavolo nazionale. Dirette live, classifiche, risultati, pronostici, sconti. Unisciti a noi. Scarica anche tu l'app per iOS o per Android di Spike Volley Italiano.
Ecco qua, le squadre ritornano in campo sul 17 pari. Ricordiamo che dal Palazzetto dello Sport di Tricase stiamo trasmettendo la gara 1 della fase di playoff del campionato territoriale di seconda divisione, che vede confrontarsi qui al Palazzetto dello Sport la Virtus Tricase 1967 contro la FD Falchiogento. Andiamo in campo. Ok, al servizio adesso abbiamo Giorgio Plagi per Lugento, il nostro opposto. Eccolo qua, appena entrato in campo, vediamo cosa farà Giorgio. Non forza nemmeno lui, quindi riceve il Tricase molto vicino alla rete. Va giù, bravissimo, bravissimo per il Tricase Mario Morciano, ottima schiacciata. Guardate, eccolo qua, bellissimo gesto atletico che trova terra praticamente leggermente oltre zona 1. Cambio nel frattempo fra le fila dell'Ugento. Ritorna in campo Alessandro Cucci. In battuta per il Tricase il numero 57 Mario Morciano. E buono, trova terra ancora una volta, quindi siamo a 19-17 per il Tricase. In battuta sempre Mario Morciano per il Tricase. Giaffreda. Filippo Rizzo che chiama Giacomo Rizzo, tocco del muro, riceve Morciano. D'Aversa articola ricevuto da Cucci. Rizzo che tenta il pallonetto, di nuovo D'Aversa va giù e la palla rimane nella metà campo del Tricase. Questa volta non c'è tocco del muro perché è andata direttamente sulla rete. Quindi cambio e 18° punto a favore dei Falchi, con Kevin Coletta che si incarica della battuta, mentre vediamo un primo piano basso di Luigi Galati grazie alla camera della nostra Giada Congeti. Palla che finisce direttamente in rete, peccato, e regala il 20° punto alla formazione tricasina. Si incarica del servizio Gianrocco Rizzo per il Tricase. Statica la sua battuta, non forza. Giaffreda. Rizzo che chiama la veloce Maurizio Marzano, ma viene murato efficacemente da Minon per il Tricase. Ottimo gesto atletico, lo vediamo qui dalla nostra camera centrale, e la palla finisce a terra in zona 6. Time out chiesto dalla formazione dell'Ugento, dal nostro capitano, e breve pausa anche per noi. Ragazzi, siamo anche noi su Spike Volley Italiano, la piattaforma che vuole essere ed è il punto d'incontro di tutta la pallavolo nazionale. Dirette live, classifiche, risultati, pronostici, sconti. Unisciti a noi, scarica anche tu l'app per iOS o per Android di Spike Volley Italiano. Che il signor Scarcella, l'arbitro, richiama le squadre in campo, mentre siamo sul 21-18 a vantaggio del Tricase, che detiene il servizio in questo momento e del quale si incarica Gianrocco Rizzo. È veramente un mastodonte, è altissimo questo ragazzo. Ecco, tramite camera non è apprezzabile, ma è veramente un 2 spanne più alto rispetto ai compagni. Giaffreda. Rizzo nuovamente veloce per Marzano, riceve il Tricase, va ad articolare l'alzata Luca Musarò, ma viene chiamato una contesa. Vediamo, credo che ci sia l'arbitro. Richiama le squadre. Si avvicina la formazione del Tricase al segnapunti. Non sappiamo se è sceso dalla propria postazione il primo arbitro, il signor Scarcella, per andare a vedere cosa sta succedendo. Prontamente inquadrato dalla nostra Giada Congeti, che è in camera mobile.
Stiamo cercando di capire, credo che si stiano controllando le formazioni. Perché vediamo il signor Carcella, l'arbitro, confrontarsi con il segnapunti. Quindi l'arbitro ha chiamato una contesa prima di interrompere il gioco. Qua vediamo che torna in postazione il signor Scarcella, dialogando con il nostro capitano Jonathan Giaffreda. Niente, si ricomincia, quindi nulla di fatto, dà il via libera l'arbitro e nuovamente Rizzo Giarrocco serve per il Tricase. Giaffreda, Rizzo per Rizzo, i due fratelli Rizzo, eccoli qua. Riceve il Tricase e riesce anche ad articolare un attacco con il numero 59 Luca Musarò. Adesso va sul lato opposto, però va fuori il tentativo offensivo di Rocco Sodero. Qua ce lo guardiamo e regala il 19° punto, il cambio del servizio alla formazione dell'Ugento. Filippo Rizzo in battuta. Chiama dalla seconda linea, palla insidiosa, tocca la rete sulla schiacciata di Rocco Sodero, va giù, riceve Fiorello Giaffreda, alza Kevin Coletta e per Giaffreda che nuovamente mette a terra, ma la palla rimane nella metà campo del Tricase, ma viene recuperata. Giaffreda, Rizzo, Giaffreda potente, riceve Marzano. Rizzo, che succede? Viene chiamata una doppia. Viene chiamata una doppia, ce lo rivediamo. Bellissima questa azione, sicuramente degna degli highlights che la nostra regia starà già predisponendo per il cambio di set. 22° punto per il Tricase. Cucci, Rizzo, Giaffreda, butta giù, trova terra in zona 6. Recuperano un punto i ragazzi di Mr. De Giorgi. 20-22, si incarica del servizio Maurizio Marzano. Eccolo qua, non forza, va in zona 6, riceve il numero 57 Mario Morciano. Coletta, Rizzo, Giaffreda, out. 23° punto, ci guardiamo in rallenti, ma l'arbitro era lì a due passi, quindi avrà sicuramente potuto carpire la traiettoria della palla. Sì, va decisamente fuori e quindi 23° punto per il Tricase, 23-20. In battuta in questo momento. Rizzo, Giaffreda schianta la palla sul muro e trova un block out molto molto bello. 21° punto per il Tricase. Per l'Ugento. Risponde il Tricase con 23. In battuta Filippo Rizzo. Va giù, potente, nuovamente molto potente la schiacciata di Mario Morciano per il Tricase. Bellissima, beh, guardate, ha veramente un'elevazione eccezionale questo ragazzo. E 24° punto e primo set ball per la formazione del Tricase. Cambio intanto fra le fila del Tricase, entra Anoji Martin Luigi che si incarica direttamente della battuta. Primo set ball per il Tricase. Cucci e va giù direttamente un ace, quindi con questo 25° il Tricase guadagna il primo punto. Azzeriamo il tabellone immediatamente e dopodiché ecco qua. Direi, se la regia è disponibile, andiamo immediatamente con gli highlights.
Ok, torniamo in campo. Quindi ricordiamo, per chi si fosse messo all'ascolto in questo momento, che stiamo modulando dal Palazzetto dello Sport di Tricasa in provincia di Lecce la gara 1 della fase di playoff del campionato territoriale di seconda divisione maschile, che vede confrontarsi la Virtus Tricase 1967 quest'oggi contro la FD Falchiugento. La Virtus Tricase è chiaramente la squadra ospitante e i Falchiugento la squadra ospite. Andiamo in campo con il parziale e si riparte con il servizio per la FD Falchiugento, del quale si incarica il numero 7 Giacomo Rizzo. D'Aversa per, ecco qua, riceve Giaffreda, contrasta a muro fra Marzano e il numero 71 del Tricase Minon, tenta la sortita, Coletta, Kevin per Lugento, va giù Giaffreda, molto potente ma intercettata, bravissima la difesa del Tricase, butta dentro Rocco Sodero, Cucci, Rizzo, Giaffreda, palla che si infrange contro il muro, tentano di articolare i giocatori del Tricase, ma l'arbitro blocca il gioco chiamando probabilmente una doppia. Vediamo, bellissima questa fase di gioco. Vediamo il rallenti. Nuovamente Giacomo Rizzo in battuta. Va su D'Aversa per Sodero, ma la palla va fuori. Quindi secondo punto per la FD Falchiugento, con Alessandro Cucci che va a recuperare la palla praticamente nel parcheggio. Nuovamente Giacomo Rizzo in battuta. Baggio molto potente, bravissima la schiacciata, e bravo anche Maurizio Marzano a tentare una sortita di prima intenzione con un, eccolo qua, vediamo il recupero a terra da parte di Kevin Coletta e Maurizio Marzano, che vede uno spazio libero in zona 2 e ne approfitta immediatamente. Breve break per noi. Ragazzi, siamo anche noi su Spike Volley Italiano, la piattaforma che vuole essere ed è il punto d'incontro di tutta la pallavolo nazionale. Dirette live, classifiche, risultati, pronostici, sconti. Unisciti a noi. Scarica anche tu l'app per iOS o per Android di Spike Volley Italiano. Eccoci qua. Quindi siamo sul 2-0 per la FD Falchiugento in questa seconda frazione di gioco. Ha preso il servizio Giacomo Rizzo e non lo molla per il momento, quindi seguiamo cosa sceglierà. Non forza, riceve il Tricase, va su D'Aversa per, ce la fanno, ma bella palla, va sulla rete e va a toccare, mamma mia che azione, guardate qui, riceve, bravissimo Kevin Coletta, un gesto atletico fantastico che riesce a trovare esattamente il lato esterno della linea di bordo campo nell'area piccola dalla parte del Tricase e regala il terzo punto alla formazione, il quarto punto alla formazione dell'Ugento, che prende il largo. Lunghissima la ricezione del Tricase, viene chiamata una trattenuta o un tocco a rete. Ora vediamo cosa dice l'arbitro. Vediamo qui, la rete non sembra muoversi, no, ma di fatto è il quinto punto, il quinto servizio consecutivo per Giacomo Rizzo, che si sta affezionando alla linea di fondo campo. Riceve il Tricase, D'Aversa per Baggio, questa volta fulmina, bravissimo. E il numero 59 del Tricase, Luca Musarò, il capitano, che riesce ad andare in diagonale di fronte esattamente alla zona difesa da Alessandro Cucci e regala il primo punto in questa seconda frazione di gioco alla formazione del Tricase. Rizzo, Giaffreda, riceve il Tricase, articola, va D'Aversa, free ball per Lugento, Rizzo, veloce e va giù Maurizio Marzano, ce la fa, ottima la coordinazione a rete, una bellissima azione questa da parte del Lugento.
Fase molto frizzante in questa seconda frazione di gioco di confronto fra le due squadre, con degli scambi che mostrano un'accelerazione nel ritmo di gioco. Out, direttamente fuori la battuta del numero 12 dell'Ugento Maurizio Marzano, che in questo modo regala il secondo punto alla formazione del Tricase. In battuta per il Tricase è Luca Musarò, il capitano. Non forza, Cucci, gesto atletico in ricezione, Rizzo e free ball per il Tricase da parte del capitano Jonathan Giaffreda. Articolazione sul lato sinistro del campo, palla che va fuori, correttamente rilevata dall'arbitro, e settimo punto per la formazione dell'Ugento. In battuta Filippo Rizzo, che riceve la palla dal fratello Giacomo Rizzo. Ricordiamo che i due Rizzo in campo per la FD Falchi Ugento sono gemelli. Palla insidiosa, non forte, ma che va a insinuarsi fra le maglie di difesa del Tricase, che risponde allo stesso modo, andando a sorprendere un Alessandro Cucci in un buco davanti alla zona 6 e facendo guadagnare il terzo punto per la formazione tricasina. Molto diverso il ritmo in questa seconda frazione di gioco, molto più accelerato. In battuta per il Tricase schicchiera sulla rete Giaffreda, Rizzo, Giaffreda che va giù, potentissimo, molto potente. Il capitano dell'Ugento, che guadagna in questo modo l'8° punto, mette pieno in cascina in questa seconda frazione di gioco e si incarica adesso della battuta. Eccolo qua, inquadrato dalla camera mobile la nostra Giada Cucci. No, ricambia adesso con il servizio che finisce direttamente sulla rete a centrocampo. Cambio, e per il Tricase, che batte con 4, c'è Rocco Sodero. Tesa la sua battuta, Cucci. Giacomo Rizzo per Kevin Coletta, che articola sul lato destro del campo. È potentissima la schiacciata di Rizzo Gianrocco, molto bella la coordinazione sotto rete di D'Aversa Rizzo per la formazione del Tricase. Quinto punto, con sempre Rocco Sodero in battuta. Rizzo per Rizzo e respinto al muro, ma viene buttata dentro la palla con una free ball. Nuovamente filtra Rizzo. È uno scontro fra Rizzo, è uno scontro con 3 Rizzo in campo. È veramente arduo, voglio dire, tenere fila del discorso che abbiamo è stato un gioco a 3 fra i 3 Rizzo, 2 per la formazione dell'Ugento e 1 per la formazione del Tricase. Sesto punto, sempre Sodero in battuta. Filippo Rizzo alza per il fratello, che questa volta trova terra in zona 1 nel campo del Tricase e regala il 9° punto alla formazione dell'Ugento. Luigi Galati si prepara per battere per la FD Falchi Ugento. Non forza Luigi, va D'Aversa per out. Ottimo lo spunto per il numero 57 Mario Morciano, ma la palla finisce direttamente fuori, quindi siamo a 10-6 con nuovamente Luigi Galati in battuta. D'Aversa butta la palla fra le mani di Maurizio Marzano. Free ball regalato al Tricase con Rizzo. D'Aversa e tentativo di palletta riuscito, butta dentro Kevin Coletta. Free ball per il Tricase nuovamente, tenta Filippo Rizzo, Marzano, Coletta butta dentro, è quasi una free ball. D'Aversa, palla smorzata dal muro, Galati, Giaffreda che chiama Giacomo Rizzo all'altra parte, nuovamente bloccato dal muro, va Giaffreda, Rizzo butta alle spalle della zona 6 e la palla va fuori. Buona la coordinazione come sempre fra D'Aversa e
Rizzo Giarrocco per la formazione del Tricase, ma in questo caso la palla finisce direttamente fuori. È bravissima la nostra Elisa Gucci a fornirci un rapidissimo sequenza in camera che ci ha fatto apprezzare tutta l'azione con il massimo dello zoom possibile. Luigi Galati si lascia prendere dall'emozione adesso e va a regalare il 7° punto con un servizio che finisce direttamente fuori dalla linea di fondo campo del rettangolo di gioco per il Tricase. Si incarica della battuta Mario Mociano per il Tricase. Giaffreda, Filippo Rizzo per Giacomo Rizzo, tocca il muro, rimette in gioco D'Aversa sul lato opposto. Giaffreda, Rizzo che chiama Kevin Coletta, Murato è arrivato sbilanciato e si è schiantato contro il sedile dell'arbitro. Speriamo che non si sia fatto male. Lo vediamo a terra. Kevin Coletta ha avuto un movimento strano. Eccolo qua, lo vediamo a terra, prontamente assistito dal medico sociale, il dottor Alfredo Stea, ma poi anche da tutti i propri compagni e anche da tutti i ragazzi del Tricase, che in questo momento stanno andando a fornire il cloruro di etile per qualora Kevin ne avesse bisogno, perché sicuramente avrà fatto un atterraggio strano sul piede. Vediamo che sta evidenziando una leggera zoppia, ma decide di rimanere in campo, quindi per fortuna nulla di grave. Addirittura 2 confezioni di cloruro di etile con scambio di pacche sulla schiena da parte dei medici sociali. La pallavolo a questo livello è bella anche per questo, perché insomma è veramente caratterizzata da uno spirito amicale. Aggiorniamo il tabellone quindi con il Tricase che articola D'Aversa, chiama Sodero, ma no, dalla seconda linea la palla rimane nella metacampo del Tricase e 12° punto per la FD Falchiugento. Kevin Coletta in battuta. Out direttamente la battuta di Kevin e 9° punto per il Tricase, con Rizzo Giarrocco che si incarica del servizio. Giaffreda in posizione centrale va, bellissima la coordinazione fra Filippo Rizzo e Maurizio Marzano, che finalizzano senza neanche la necessità di forzare troppo, con una veloce piazzata in zona 6 arretrata. 13° punto per la FD Falchiugento. Giacomo Rizzo si incarica della battuta. D'Aversa per il Tricase va Sodero e nuovamente non riesce a superare la rete. Momento di smarrimento per i ragazzi di Mister Sodero per la Virtus Tricase. Nuova battuta per Filippo Rizzo. Per Giacomo Rizzo. Cambio nel frattempo fra le fila del Tricase. Riceve Cazzato Mattia. Butta giù Anogi Martin Luigi. Guarda, va con una notevolissima elevazione il capitano per l'Ugento Jonathan Giaffreda. Eccolo qua, senza forzare riesce a mettere a terra in zona 6 arretrata, regalando il 15° punto. Segna il passo in questo momento il Tricase. Ancora Rizzo, serie infinite di battute, ma purtroppo che è destinata a finire, perché va a finire direttamente fuori questo servizio e regala il 10° punto. Batte la Virtus Tricase con 10 e risponde la FD Falchiugento con 15 in questa seconda frazione di gioco dal palazzetto dello sport di Tricase. Cucci, Rizzo, Giaffreda, Murato con Kevin Coletta che si trovava in una posizione abbastanza avanzata e non riesce a intercettare in contromuro la palla respinta dal muro a 2, il numero 59 Musero e Minon, il 71 del Tricase. Bellissima l'azione atletica. 11° punto per il Tricase. Cucci, Filippo Rizzo, Giaffreda,
Fortissima la schiacciata, intercettata e la palla rimane. Bamba va a superare leggermente la rete. No! Bravissimi, bravissimi i giocatori del Tricase, bravissimi. Riescono a recuperare una ricezione forzatamente e non precisa, data la potenza della schiacciata di Jonathan Giaffreda, e riescono poi a portare a casa questo punto. Ace, non si capiscono in difesa. Eccolo qua, vediamo che la palla va a finire esattamente fra 3 giocatori, fra la zona 1 e la zona 6, regalando il 13° punto al Tricase. Time out, piccolo break per noi. Ragazzi, siamo anche noi su Spike Volley Italiano, la piattaforma che vuole essere ed è il punto d'incontro di tutta la pallavolo nazionale. Dirette live, classifiche, risultati, pronostici, sconti. Unisciti a noi, scarica anche tu l'app per iOS o per Android di Spike Volley Italiano. Eccoci qua, le squadre intorno ai propri giocatori. Nel frattempo vorrei ringraziare tutti i nostri follower che sono in continua crescita, sia su Instagram che su YouTube che sulla nostra pagina Facebook, e per noi è un motivo di grande soddisfazione, perché come potrete capire, insomma, tutto questo, compresa la parte mediatica, comporta un notevole sforzo anche di organizzazione. Nel frattempo fuori vediamo cosa ci dice il rallenti. Questa schiacciata di Jonathan Giaffreda reclamata dai giocatori dell'Ugento. E quindi 14° punto per il Tricase, che raggiunge quasi la parità. Cucci, Rizzo, recuperano, bravissimo il numero 12 di Cianogi per il Tricase, e bravissimo anche Kevin Coletta in tuffo a recuperare. Coletta nuovamente, Rizzo che chiama Giaffreda, tocco del muro, potentissima, e va giù, va giù. 16° punto, di carattere l'azione offensiva da parte del capitano dell'Ugento. Forza ragazzi. Maurizio Marzano in questo momento in battuta. D'Aversa per... eccolo qua, per Minonne, che porta a casa un bellissimo e prezioso punto per il Tricase. 15. Musaro Luca, il capitano della formazione tricasina, in battuta. Riceve i suggerimenti di mister Sodero e vediamo per cosa opterà. Questo ragazzo fa battute mediamente tese. Rizzo per Rizzo, Giaffreda riesce a recuperare il Morciano per il Tricase. Rizzo e va giù Galati, recuperato nuovamente. Molto bello questo scambio e bravissimi, bravi giocatori del Tricase che guadagnano la parità. Bellissima questa azione. Ecco qua, ce la rivediamo. Rizzo per Rizzo e va Giaffreda. Eccolo qua. Ok, palla che rimane a terra. (17) per la FD Falchiugento con Filippo Rizzo in battuta. Bassissima la ricezione del Tricasa, butta dentro Anogi, ma la palla va fuori. Quindi 18° punto, 2 le lunghezze di vantaggio adesso per la FD Falchiugento. Time out chiamato da mister Sodero, e time out anche per noi. Ragazzi, siamo anche noi su Spike Volley Italiano, la piattaforma che vuole essere ed è il punto d'incontro di tutta la pallavolo nazionale. Dirette live, classifiche, risultati, pronostici, sconti. Unisciti a noi, scarica anche tu l'app per iOS o per Android di Spike Volley Italiano. Hall of Fame. Will.i.am in... Speriamo che YouTube non la senta troppo, perché sennò rischiamo che tagli la diretta.
Squadre raccolte, tutte panchine comprese intorno ai propri allenatori e ai dirigenti accompagnatori. E per noi c'è anche il medico sociale, il dottor Stea, che è sceso in campo a dare suggerimenti e si riprende a giocare. Filippo Rizzo, out, 17° punto per la formazione del Tricase in questa seconda frazione di gioco. Ricordiamo che il Tricase conduce per 1-0. Siamo in campo da quasi 50 minuti esatti in questo momento. Cambio fra le file del Tricase, mister Sodero richiama in panchina Minonne e fa entrare il Panico Alessandro con il numero 56, che va direttamente in battuta. Cucci, Rizzo, Coletta, tenta il pallonetto, bravissimi ragazzi del Tricase e la palla rimane, tenta, bravissimo il Mario Morciano per il Tricase. Un tentativo disperato che raggiunge quasi la torretta dell'arbitro, ma non ce la fa a riportarla efficacemente in gioco, quindi Ugento 19, Tricase 17. In al servizio Jonathan Giaffreda per la FD Falchi Ugento. Mezza butta giù, bravissimo Filippo Rizzo, intercetta Giaffreda in posizione di alzatore, free ball per il Tricase, D'Aversa e va Rizzo, Gianrocco per il Tricase, da questa parte Rizzo, Giacomo per l'Ugento, intercettata e smorzata dal muro Anogi, Giaffreda, Rizzo, Coletta e palla che finisce direttamente fuori, quindi 18° punto per la formazione del Tricase. Ed è Anogi il neo ingresso del Tricase che si incarica della battuta. Rizzo per Rizzo, palla che si infrange sul muro ma rimane a terra nella metacampo del Tricase con bravissimo Anogi che va in contromuro ma incontra il nastro, quindi 20° punto per la FD Falchi Ugento. Luigi Galati in battuta in questo momento. D'Aversa per out, buono lo spunto di Morciano Mario per il Tricase, ma la palla finisce direttamente fuori e 21° punto per la FD Falchi Ugento. Cambio nel frattempo fra le fila dell'Ugento, esce Luigi Galati ed entra Giorgio Placi con il numero 5. Ed è proprio lo stesso Giorgio Placi che in questo momento si incarica della battuta. Si posiziona a ridosso della linea che delimita i pannelli pubblicitari e vediamo, questa è una free ball sicuramente. Giaffreda, Rizzo, palla che si infrange sul muro, Anogi, D'Aversa per, vediamo cosa fanno ad Giaffreda, Rizzo e buttano dentro Anogi, Giaffreda, palla che rimane, bravissimi, bellissimo, molto bella l'azione offensiva di Mario Morciano, chiamato all'attacco dal suo palleggiatore Dario D'Aversa, molto bella, si incarica in questo momento della battuta con il Tricase che guadagna il 19° punto. Out, direttamente fuori la battuta del Tricase di Mario Morciano che è probabilmente in preda all'adrenalina, ha spinto un po' troppo. 22 per la FD Falchi Ugento, 19 per la Virtus Tricase 1967. Kevin Coletta, D'Aversa chiama tocco del muro, Coletta no, riceve, riesce a mandare efficacemente in zona, ma avevamo Filippo Rizzo che era schermato da Maurizio Marzano e quindi non può efficacemente intervenire.
quindi 20° punto, squadre che si scambiano un colpo dopo l'altro. Come dicevamo all'inizio, campionato molto molto combattuto, molto sentito e vissuto in pieno dai giocatori. Giaffreda, Rizzo, va giù. Maurizio Marzano, Rizzo e che chiama Rizzo nuovamente, bellissima la palla in contromuro, Coletta, la palla che carambola pericolosamente, l'arbitro che chiama giustamente una accompagnata, una trattenuta. 23° punto, fasi molto molto importanti queste per la FD Falchiugento che è sotto di un punto. Abbiamo Giacomo Rizzo in battuta con il numero 7 per i Falchiugento. D'Aversa chiama potentissima la schiacciata del capitano Musarò del Tricase, sborza il muro del Tricase, D'Aversa alza ma dietro, Anogi butta dentro, Coletta, Rizzo che chiama Giaffreda, palletta, Anogi, D'Aversa, Musarò, Morciano e viene chiamata un tocco a rete. Tocco a rete, lo vediamo dalla camera. Vediamo un po'. Sarà stato impercettibile, ma l'arbitro era lì. Quindi 21° punto. E sì, ce lo rivediamo, ma non in questa fase. Mi dicono la regia che c'è pronto perché siamo sul 23-21. Cucci, Rizzo e Giaffreda va giù. 24° punto e il capitano dell'Ugento regala questo set ball alla formazione ugentina. Si incarica della battuta Maurizio Marzano. Batte l'Ugento con 24, risponde la Virtus Tricase 1967 con 21. Quindi hanno 3 set ball a disposizione. Riceve D'Aversa bellissima l'azione del capitano Luca Musarò, molto potente sul lato sinistro del campo e bravissimo, è molto molto bello, veramente pregevole l'alzata da parte di D'Aversa, Dario D'Aversa, il palleggiatore del Tricase. 21° punto e primo set ball annullato. E lo stesso capitano Musarò che si carica della battuta. Rizzo, no! La palla che rimane, inizia a esserci anche un attimino di stanchezza. L'arbitro giustamente chiama una doppia perché tenta di buttare dentro il palleggiatore dell'Ugento, ma non ce la fa. Mister De Giorgi, sì, dalla regia mi dicono che è disponibile l'azione precedente ed è interessante rivedersela. Ce la rivediamo con la moviola ad alta definizione a scorrimento lento. Ecco, adesso la vedremo rallentare nel momento in cui arriviamo al momento del tocco. Ecco, qui vediamo il tocco del muro sull'azione. Ecco qua, questa è la seconda parte dell'azione. Ok, ecco qua, era questa, perfetto. Ringraziamo la regia e torniamo in campo con il Tricase che si trova sotto di 2 lunghezze rispetto all'Ugento in questo secondo set, ma che guida il match di un set a 0. Quindi l'Ugento ha a disposizione altri 2 set ball. In battuta il capitano per il Tricase, il Musarò Luca. Va Jonathan Giaffreda, capitano dell'Ugento, che è direttamente ricevuto dalle mani di... Mamma mia, ed è qua, 25° punto, esultanza per la rosa ugentina che conquista questo secondo set. Allora noi aggiorniamo immediatamente il tabellone e dopodiché, se la regia è pronta, io direi che possiamo tranquillamente favorire gli highlights. Eccoli qua.
Bene, rientriamo in campo quando ci sono praticamente 61 i minuti di gioco. Ricordiamo che stiamo trasmettendo dal Palazzetto dello Sport di Tricase in provincia di Lecce, gara 1 della fase di playoff del campionato territoriale di seconda divisione maschile, che vede confrontarsi qui proprio a Tricase, al Palazzetto dello Sport, la Virtus Tricase 1967 contro la FD Falchi Ugento. Gara fino a questo momento equilibratissima, con il primo set dominato, diciamo che dove le squadre hanno proseguito appaiate, ma vinto giustamente dalla formazione del Tricase, e il secondo set portato a casa dalla FD Falchi Ugento. Si riprende a giocare. Eccolo qua, vediamo un attimo. E primo punto in questo secondo set va alla FD Falchi Ugento grazie a una potente schiacciata che vediamo grazie alla visuale complessiva della camera, portata a casa dal capitano Fiorello Giaffreda. In battuta adesso Maurizio Marzano per la FD Falchi Ugento. Riceve Cazzato. D'Aversa chiama Minonne alla schiacciata. Coletta regala una free ball al Tricase. D'Aversa sul lato opposto va a chiamare Musarò. Marzano, Rizzo e il capitano Fiorello Giaffreda porta a casa questo secondo punto, andando a intercettare uno spazio libero alle spalle della zona 6. Non si è vista la cosa? Cambia prima, segui la palla. Nuovamente Maurizio Marzano in battuta per l'Ugento, che batte con 2 e il Tricase risponde con 0. Cazzato, D'Aversa e Anogi, che bellissima questa azione. Quindi primo punto per il Tricase. Palla che finisce contro la rete, e terzo punto per la FD Falchi Ugento e cambio di servizio. Si incarica del servizio Filippo Rizzo. Non si sta vedendo niente. Paolo, non si sta vedendo niente. Occhio, occhio, occhio. No, questa è la cosa più importante. Ehi, sulla camera 1 stiamo fermi. Dai. Paolo. L'alternanza di camere. No, sta ferma. Paolo, guarda. Quarto punto per la formazione dell'Ugento. Filippo Rizzo in battuta. Non forza Filippo e viene chiamato cosa? Probabilmente ha toccato con il piede la linea di fondo campo. Quindi cambio di servizio in battuta Minonne per il Tricase, che batte con 2 e risponde l'Ugento con 4. Rizzo riesce a recuperare, va giù Jonathan Giaffreda, molto potente la sua schiacciata, bellissimo. Bellissima la coordinazione di Filippo Rizzo e di Jonathan Giaffreda, che in questo caso porta a casa il quinto punto e si incarica del servizio, il capitano dell'Ugento. Out. Lo rivediamo a rallenti. Non si è visto di nuovo, occhio, se no cambiatevi. Cambiatevi Paolo eventualmente. Paolo, cambiatevi. Elisa dove sta? Sta là. Elisa, mettiti vicino. Giaffreda. Rizzo.
Riceve il Tricase. D'Aversa chiama Morciano. Che porta a casa nuovamente Kevin Coletta. Va a schiantarsi questa volta sotto il segnapunti. Passa da arbitro a arbitro, ma sto ragazzo è veramente instancabile e generosissimo nelle sue azioni di recupero. Giaffreda. Rizzo. Sveglia. Quinto punto per la formazione del Tricase che recupera. Rizzo per Filippo Rizzo. E nuovamente Rizzo. Va giù, recupera. Bravissimo Alessandro Cucci. E generosissimo anche Filippo Rizzo, che tenta di recuperare la palla ma è fuori dalla sua portata. Parità conquistata dal Tricase. 6 pari in questa seconda frazione di gioco. Ed è dentro. Sinceramente andiamo a vedere il rallenti, perché se non sbaglio la palla mi è sembrata essere... Era dentro, sinceramente, l'abbiamo vista sul rallenti, la palla era all'interno del rettangolo di gioco, ma è la prima svista arbitrale. Riceve il Tricase, D'Aversa per... si blocca in aria, eccezionale questo ragazzo Gianrocco Rizzo per il Tricase, il numero 23, guardate che cosa fa. Riceve il palleggio, si blocca in aria e manda controtempo il muro e butta la palla a terra in zona 6. E adesso si incarica del servizio. E in questo momento il Tricase ha guadagnato il vantaggio. Giaffreda, Filippo Rizzo per Giacomo Rizzo. Palla che va che viene chiamata fuori. Vediamo un attimo il rallenti. Primo piano per il signor Francesco Scartiella, arbitro, e che ha assegnato questo punto al Tricase, che va a 8 e in questo caso 9, allunga il Tricase. Con Gianrocco Rizzo in battuta, che si carica percuotendo ripetutamente il pallone. Batte Tricase con 9, risponde Lugento con 6. Giaffreda, Rizzo, Giaffreda alla seconda linea e sì, manda fuori tempo la difesa del Tricase. E fa guadagnare, fa accorciare le distanze. Siamo arrivati a 8, una la lunghezza di distacco adesso fra Tricase e Ugento, che riconquista però in questo caso un altro punto e le riporta a 2. Quindi batte il Tricase con 10 e risponde l'Ugento con 8. Giaffreda, Rizzo, Giaffreda va giù, si insinua fra il muro a 2 di Anogi e Minonne e riesce a guadagnare questo nono punto. Ugento che nuovamente accorcia le distanze. Maurizio Marzano per la FD Falchiugento si incarica della battuta. Non forza Marzano. Riceve Morciano. D'Aversa per Anogi. Palla che si infrange contro il muro. Nuovamente Anogi. Free ball per Lugento. Coletta. Rizzo per Giaffreda. Block out da parte del nostro capitano. Ci rivediamo il rallenti. Eccolo qua. Tocco del muro a 2. Palla che finisce all'esterno del rettangolo di gioco nella metà del Tricase. Parità, 10 pari. Con nuovamente Maurizio Marzano in battuta per Lugento. D'Aversa.
E palletta, free ball per il Tricase su ricezione di Giacomo Rizzo. Va Anoji, fuori, non c'è tocco del muro. Ugento che riguadagna il vantaggio in questa terza frazione di gioco. Via libera dell'arbitro, il signor Francesco Scarcella, alla battuta di Maurizio Marzano. Riceve Morciano. Marzano. Rizzo. Giaffreda. Murato. Butta dentro Galati per l'Ugento. Articola l'attacco sul lato destro del campo. Rizzo. Marzano. Oh, non si capiscono Giaffreda e Galati per l'Ugento. Tocco e la palla che finisce malamente fuori. Quindi nuovamente parità fra le due squadre, con il Tricase in battuta con il proprio capitano Luca Musarò. Cucci butta dentro Filippo Rizzo, free ball regalata al Tricase, palla che carambola sulla rete. Rizzo e Giaffreda, forza la battuta e ce la fa! Inseguono fino all'ultimo i ragazzi del Tricase con Luca Musarò, il capitano, che arriva veramente fino al limite possibile, ma la palla è fuori portata. 12° punto e nuovamente vantaggio per la FD Falchiugento. Riceve Cazzato, D'Aversa e butta dentro Musarò. Dodici pari. Rizzo. Rizzo. Giaffreda. Palla che finisce a terra. Bellissima questa azione del capitano dell'Ugento, che manda fuori tempo il contromuro di Minonne, Davide Angelo del Tricase. Bel confronto. 13° punto, nuovamente in vantaggio. Bella, molto bella l'azione offensiva di Mario Morciano per il Tricase, che trova il muro a 2. Coletta Galati, ma che riesce a superarlo efficacemente con la palla che cade esattamente alle spalle. 13° punto e nuovamente parità. Le squadre in questa terza frazione di gioco stanno veramente procedendo appaiate. Anoji in questo momento che va direttamente fuori, 14° punto. Si va alla baionetta. Luigi Galati nel frattempo si incarica del servizio per la FD Falchiugento. D'Aversa e non ce la fa. Ecco, questa volta arriva fuori tempo Rizzo Gianrocco con il time out chiesto da Mister Sodero per il Tricase, e time out anche per noi. Solo 20 secondi, restate con noi. Ragazzi, siamo anche noi su Spike Volley Italiano, la piattaforma che vuole essere ed è il punto d'incontro di tutta la pallavolo nazionale. Dirette live, classifiche, risultati, pronostici, sconti. Unisciti a noi. Scarica anche tu l'app per iOS o per Android di Spike Volley Italiano. Eccoci qua, rientriamo in campo con la nostra Giada Congedi che ci dà un bel primo piano per la panchina della FD Falchiugento. Ricordiamo che stiamo trasmettendo la gara 1 della fase di playoff del campionato territoriale di seconda divisione maschile Puglia, che vede confrontarsi la FD Falchiugento contro la Virtus Tricase 1967. E nel frattempo il numero 57 Mario Morciano, uno tra i giocatori sicuramente più degni di attenzione in campo, si rende colpevole di questa schiacciata bellissima che attraversa il campo dell'Ugento e regala il
14° punto alla formazione del Tricase, che accorcia. Sodero in battuta, vediamo che succede. E chiama probabilmente un fallo di formazione. Quindi 15 pari a danno dell'Ugento. L'arbitro, il signor Scarcella Francesco, accettato dal capitano Jonathan Giaffreda. Palla sul servizio del Tricase che finisce in rete e restituisce il favore. Quindi 16° punto per la FD Felchi-Ugento. Kevin Coletta in battuta per la formazione ugentina. D'Aversa che chiama Anoji. Toccata da Kevin Coletta, ma va a finire immediatamente fuori. Nuovamente parità. In battuta per il Tricase Gianrocco Rizzo. Giaffreda riceve altissimo. Cucci, Giaffreda, free ball per il Tricase. D'Aversa, vediamo che succede. Contrasto a muro, Marzano D'Aversa, e la vince alla meglio il giocatore dell'Ugento, che regala nuovamente il vantaggio con questo suo gesto atletico sotto rete. Eccolo qua, lo rivediamo. Filippo Rizzo in battuta. Va giù, bravissimo, molto molto bravo il capitano del Tricase Luca Muserò, che riesce nuovamente ad attraversare il campo. La palla che arriva fra le mani di Giacomo Rizzo, molto alta, che non riesce a trattenerla efficacemente. Nuovamente parità, squadre che procedono veramente centimetro per centimetro, un punto dopo l'altro, assolutamente appaiate. Non forza il Tricase. Cucci, Rizzo, Marzano, Murato, va giù Jonathan Giaffreda, il capitano. Anoji in posizione di alzatore, Luca Muserò. Coletta riceve. Rizzo, Giaffreda, palla che carambola ma torna nella metacampo del Tricase. D'Aversa va per ce la fanno, ce la fa, buttano dentro. Muserò bravissimo con la schiacciata, intercettata da Giaffreda e da Coletta. Muserò di nuovo, palla che rimane in gioco. Bellissimo questo scambio, sarà senz'altro da rivedere. Questo va negli highlights. Muserò nuovamente, Rizzo, Giaffreda, non ce la palla ancora. Ce la fanno i giocatori dell'Ugento. Bellissima, assolutamente fantastica. Brave entrambe le formazioni, veramente molto bravi. Questo è quello che vi dicevo, che dicevamo all'inizio. Si buttano con tutta l'anima i ragazzi fino alla fine, non lasciando nulla di intentato. Nessuna palla viene data per scontata. E questa è frutto chiaramente di tutto il vigore, di tutta la carica adrenalinica che c'è e di entusiasmo che c'è a quest'età nel campo di gioco. Molto bella questa partita, equilibratissima, con delle prestazioni veramente ragguardevoli da parte di entrambe le squadre. Nel frattempo io volevo ringraziare tutti coloro, i nostri follower, che stanno continuando a iscriversi sia su Instagram che su YouTube che sulla nostra pagina Facebook, di cui vedete i numerini, i contatori in alto. Schiacciata fortissima di Anoji. Butta dentro, free ball per il Tricase. D'Aversa chiama Muserò. Rizzo, Giaffreda, e trova terra il capitano nuovamente. 19° punto per la formazione dell'Ugento. Mamma mia, siamo in campo da 1 ora e 21 minuti con 2 set disputati e il terzo in corso. Marzano in battuta per l'Ugento, non forza. Riceve il numero 24 Mattia Cazzato, va giù Anoji, Murato a 2. Filippo Rizzo e Luigi Galati bloccano l'azione offensiva di Anoji.
Martin Luigi, che con una notevole elevazione è andato a tentare la schiacciata, ma ha trovato il ferreo muro a 2 dei nostri giocatori. 20 secondi di pausa per noi. Ragazzi, siamo anche noi su Spike Volley Italiano, la piattaforma che vuole essere ed è il punto d'incontro di tutta la pallavolo nazionale. Dirette live, classifiche, risultati, pronostici, sconti. Unisciti a noi. Scarica anche tu l'app per iOS o per Android di Spike Volley Italiano. Torniamo in campo, grazie alla nostra Giada Congedi, che sentirà dopo i nostri ringraziamenti, che si trova a bordo campo per fornirci queste immagini dettagliate. Mentre vi ricordo che coadiuvano la parte tecnica. Qui alle mie spalle ci sono, potete vedere, Giorgio Spennato e Elisa Cucci, Luca ed Paolo Carluccio e Ludovica Garangelo. Bella questa azione del Tricase nel frattempo. Conquista il 18° punto il Tricase. Cosa succede? Viene chiamato il 19° punto per il Tricase, ma non siamo riusciti a cogliere cosa ha chiamato l'arbitro. È un errore di formazione nuovamente, probabilmente. Sì, era un errore di formazione, quindi batte Tricase con 19 e risponde Lugento con 20. Giacomo Rizzo, Filippo Rizzo, Jonathan Giaffreda pianta la palla, ma l'arbitro la chiama fuori, quindi 20° punto, parità. Time out nuovamente chiesto questa volta da Mr. De Giorgi, e ne approfittiamo anche noi per ringraziare i nostri amici di Spike, mangiando il loro Ragazzi, siamo anche noi su Spike Volley Italiano, la piattaforma che vuole essere ed è il punto d'incontro di tutta la pallavolo nazionale. Dirette live, classifiche, risultati, pronostici, sconti. Unisciti a noi. Scarica anche tu l'app per iOS o per Android di Spike Volley Italiano. Torniamo in campo qui dal palazzetto dello sport di Tricase, con le squadre che sono in parità assoluta sia come set, perché ricordiamo che il primo set è stato portato a casa dalla Virtus Tricase 1967, il secondo set dalla FD Falchiugento, e al momento in questo terzo set, dopo 1 ora e 24 minuti di gioco, siamo sul 20 pari. Filippo Rizzo, Giacomo Rizzo, Jonathan Giaffreda. Riceve il Tricase, alza Mattia Cazzato, Galati non ce la fa, tocca Filippo Rizzo e il fratello Giacomo non riesce ad arrivare, quindi 21° punto per il Tricase. In battuta per il Tricase Mario Morciano, Giacomo Rizzo, Filippo Rizzo, Jonathan Giaffreda in posizione arretrata, mura a 2 del Tricase, e nuovamente murata, adesso ce la fanno ad articolare, Coletta, Rizzo, Giaffreda, out, fuori. No, chiama un tocco a muro forse l'arbitro. 21 pari, sì, chiama un tocco a muro. Quindi servizio che cambia nuovamente e finisce nelle mani di Filippo Rizzo per la FD Falchiugento. Non forza Filippo. Cazzato. Va a tirare giù, tocco del muro dell'Ugento, bravissimo Mario Morciano che di potenza va contro il muro, che tocca, e la palla finisce in zona 6. 22 Tricase, 21 FD Falchiugento. Si incarica della battuta il capitano Luca Musarò. Rizzo, Filippo, Giaffreda, tocco del muro,
intercettata. Gianrocco Rizzo non ce la fa, la palla che finisce con un effetto contrario a rete, era attesa da Mario Morciano in posizione difensiva, ma non ce la fa. Cambio nel frattempo nelle file del Tricase, entra il numero 71 Minonne ed esce il numero 56 Alessandro Panico. 22 pari, squadre che procedono passo dopo passo. Jonathan Giaffreda in battuta. D'Aversa con Rizzo, Gianrocco che si infrange, difficile a dirsi se contro la linea del nastro o contro il muro di Filippo Rizzo, che però chiama a sé e dice no, l'ho toccata io, quindi 23esimo punto per la formazione dell'Ugento. Jonathan Giaffreda ancora in battuta, riceve Morciano, D'Aversa, Morciano, palla che finisce, viene toccata, no, va a terra, vediamo un attimo il rallenti. (23 pari). Anogi, Martin Luigi in battuta per il Tricase. Tesa, Giaffreda, Rizzo, Coletta e riceve una doppia. Eccolo qua, doppia perché la palla va a carambolare sulla rete, viene murato, era sbilanciato Kevin Coletta, è una tripla proprio perché la respinge prima con la testa e poi con la spalla. Quindi 24esimo punto per il Tricase. Anogi, Cucci, Rizzo, chiama la pipe e va a terra. 24 pari, ci gustiamo questo replay, eccolo qua. Filippo Rizzo che chiama la pipe, il capitano Jonathan Giaffreda, tocco del muro e palla che finisce a terra in zona 6. Cambio fra le fila dell'Ugento, entra Giorgio Placi con il numero 5 ed esce Luigi Galati con il numero 2. Prontamente inquadrati dalla nostra Giada Congedi. Ed è Giorgio Placi che si incarica del servizio. D'Aversa per Morciano, palla che va fuori. Quindi 25esimo punto per la formazione dell'Ugento. Combattutissimo anche questo terzo set, partita in crescendo come ritmo. Vediamo che c'è qualche segno di stanchezza, ma le squadre sono ancora perfettamente lucide e estremamente combattive. Punto su punto, non si perdono d'animo. Palla che fa una carambola sulla rete. Che succede? Cosa succede? Protestano i giocatori del Tricase. Ci vediamo il rallenti. Sta succedendo qualcosa. Cosa succede? Con l'arbitro che chiama a sé i giocatori. Viene chiamato un tocco a rete. Vediamo cosa decide l'arbitro da una contesa. Mentre sale la protesta della curva del Tricase. E a quanto pare sarà da rivedere perché c'è anche l'allenatore, c'è Mr. Zoder in campo per il Tricase, stanno reclamando un tocco a muro palese a quanto stanno tentando di mimare. Si sono più volte acchiappati alla rete e non riesco a capire da parte di chi, sinceramente. Sarà sicuramente da rivedere. Momento di tensione con Gianrocco Rizzo che sta continuando a protestare e rischia anche l'ammonizione. Quindi contesa, si riparte dal 24 pari. Giorgio Placi in battuta. E va giù, molto bella l'azione di Gianrocco Rizzo. Bellissima come al solito l'azione di coordinamento fra D'Aversa e Rizzo, Gianrocco per la formazione del Tricase. 25esimo punto.
si incarica della battuta Sodero. Giaffreda, Filippo Rizzo, Giacomo Rizzo, out, fuori. Fuori, 26esimo punto. Batte Tricase con 26, risponde Ugento con 25. Tiratissimo questo set. Giaffreda, Rizzo, Giaffreda alla seconda linea. Potentissima la sua schiacciata e palla che finisce a terra. Annulla il vantaggio del Tricase. Il capitano dell'Ugento, il numero 23, Jonathan Giaffreda, giocatore di esperienza, chiamato abilmente e magistralmente alla pipe da parte del regista dell'Ugento, Filippo Rizzo. Kevin Coletta si incarica di questo delicatissimo servizio. Non forza Kevin. Riceve il Tricase con il numero 57. Morciano, vanno giù, riceve. La palla viene smorzata dal muro e finisce tra le mani di Filippo Rizzo, ma che non può fare altro che pararsi il viso praticamente. Quindi 27esimo punto per la Virtus Tricase, 1967. Nuovo cambio di fronte con Gianrocco Rizzo che si incarica del servizio. Giaffreda, Rizzo, Giaffreda, palla che va sul muro, recupera Anogi, bravissimo, gesto atletico da parte del Tricase. Coletta, Rizzo che chiama Rizzo sul lato opposto e la palla va a terra davanti alla zona 6, sorprende Rizzo Gianrocco, un po' di stanchezza, 27 pari, nuovamente vantaggio annullato da parte della formazione dell'Ugento. Filippo Rizzo si incarica della battuta, combattutissimo questa fase finale, ma un po' poi tutto questo terzo set. Riceve il Tricase. D'Aversa chiama il capitano Luca Musarò, riceve Coletta, Kevin, bravissimo, butta giù il capitano 23, Giaffreda, Anogi, Giaffreda, Rizzo, Giaffreda. Palla che viene ricevuta dal numero 24, Cazzato Mattia, ributtata in campo dai compagni. Free ball per l'Ugento. Rizzo che chiama nuovamente Giaffreda. Palla che va sul muro, riceve nuovamente Giaffreda. Rizzo, Giaffreda, palla nuovamente sul muro, va Cazzato. Musarò, riceve Giacomo Rizzo. Giaffreda in posizione alzata. Kevin Coletta, butta giù ed va fuori. Va fuori, nuovo vantaggio. Bellissima questa azione da parte della FD Falchi Ugento, ma di entrambe le squadre. 28esimo punto, combattutissima la fase finale di questo terzo set da parte di ambo le squadre. Ora chiamano, le squadre stanno cercando, perché c'è sicuramente tanto sudore e c'è un po' di sudore a terra in conseguenza del tentativo di salvataggio nella metacampo del Tricase, e si provvede ad asciugare, spazzolone alla mano. Batte l'Ugento con 28 e risponde il Tricase con 27. E mi sa che se gli amici di Spike sono in ascolto, qui rischiamo di avere anche il set della settimana. Rizzo, ricezione va e Luca Musarò d'astuzia disposta in cerchio la difesa dell'Ugento. Guardate qui, con freddezza questo giovane giocatore riesce a intercettare la posizione mediana fra tutti i giocatori dell'Ugento. 28esimo punto per la Virtus Tricase, con il capitano Jonathan Giaffreda che si avvicina a chiedere conferma della formazione alla postazione del segnapunti. Cambio nuovamente di fronte, il Tricase in battuta. Cucci, Filippo Rizzo per Jonathan Giaffreda che guadagna un block out. 29esimo punto. 29esimo punto. Al servizio per la FD Falchi Ugento Maurizio Marzano. Lunga la sua battuta. D'Aversa per Anogi. Murato, 24, riceve Cazzato. Rizzo, Giaffreda. Schema consolidato, ma palla che va fuori, nettamente fuori, incontestabilmente fuori, e nuovo cambio di fronte. Eccolo qua.
in battuta Luca Musarò, Cucci, Rizzo, Giacomo butta dentro, free ball per il Tricase, riceve Cazzato, butta dentro Anogi, Rizzo, Giaffreda, out, 30, vantaggio per il Tricase, fuori anche questa seconda schiacciata consecutiva da parte del nostro capitano che tenete conto che partecipa praticamente di qualunque azione. Nuovo time out chiamato da Mr. De Giorgi e nuovo time out per noi. Ragazzi, siamo anche noi su Spike Volley Italiano, la piattaforma che vuole essere ed è il punto d'incontro di tutta la pallavolo nazionale. Dirette live, classifiche, risultati, pronostici, sconti. Unisciti a noi, scarica anche tu l'app per iOS o per Android di Spike Volley Italiano. Torniamo in campo. Quindi Tricase batte con 30, risponde Lugento con 29. Rizzo, Cucci, Giaffreda dalla seconda linea. Riceve Cazzato. D'Aversa, Anogi. Coletta. Doppia. Viene chiamata una doppia da parte del reggiatore e il Tricase conquista anche questo terzo set, quindi aggiorniamo il tabellone, azzeriamo e ci prepariamo per vedere gli highlights. Eccoci qua, torniamo in diretta qui dal palazzetto dello sport di Tricase che sta vedendo fronteggiarsi la squadra di casa, la Virtus Tricase 1967,
contro la FD Falchiugento, squadra ospite. Chi vi parla è Luca Carluccio, e coadiuvato per la parte tecnica da Giorgio Spennato, Elisa Cucci, Paolo Carluccio e Ludovica Carangelo per ciò che riguarda tutta la gestione camere, replay e la parte audio. E a bordo campo invece abbiamo la nostra Giada Congedi che ci regala i dettagli di ambo le squadre. Si torna a giocare, quindi quarto set con la Virtus Tricase che conduce per 2-7-0. Si incarica della battuta per la FD Falchiugento Giacomo Rizzo. Non forza. Out direttamente, palla che finisce fuori sulla ricezione del numero 57 Mario Morciano per il Tricase. Primo punto per la FD Falchiugento. Sempre Giacomo Rizzo in battuta. Non forza nuovamente Cazzato. E questa volta è efficace l'azione offensiva del Tricase, ce la riguardiamo, abilmente indirizzata dal palleggiatore Dario D'Aversa, che in questo momento va in battuta. Cucci, Rizzo, Giaffreda, non forza, palla toccata dal muro, Anogi, Cazzato e va. Anogi riceve Giacomo Rizzo, Cucci, Coletta, Kevin riesce a salvare a ridosso della rete. D'Aversa per il Tricase va giù e bravissimo il capitano, il numero 59 Luca Musarò, che riesce a portare a segno una diagonale molto potente che sorprende il nostro Giacomo Rizzo. Tricase 2, Ugento 1. In battuta sempre il palleggiatore Dario D'Aversa per il Tricase. Non forza, Cucci, Rizzo, Giaffreda. Palla che è fuori, viene chiamata fuori, vediamo un attimo se siamo riusciti a intercettarla con le nostre camere. Accidenti, la palla che fa uno scherzo con la rete su battuta del palleggiatore sempre del Tricase Dario D'Aversa. Schicchera sulla rete e va a sorprendere, frenando la sua corsa, Alessandro Cucci, che prova il recupero ma non ce la fa. Quarto punto per il Tricase, che porta a 3 le lunghezze di vantaggio sull'Ugento. Cucci, no, non riesce a raggiungere, ostacolato dalla presenza di Maurizio Marzano, il palleggiatore. Piccola pausa per noi. Ragazzi, siamo anche noi su Spike Volley Italiano, la piattaforma che vuole essere ed è il punto d'incontro di tutta la pallavolo nazionale. Dirette live, classifiche, risultati, pronostici, sconti. Unisciti a noi. Scarica anche tu l'app per iOS o per Android di Spike Volley Italiano. Cinque a 1 in questo quarto set. Cucci, Rizzo, Giaffreda. Va giù, riceve, bravissima la ricezione del Tricase, buttano dentro, free ball per l'Ugento. Coletta, Rizzo che chiama Giaffreda nuovamente, che va di palletta, scavalca il muro a 2 di Anogi e Minonne. Bellissimo il tentativo di recupero di Dario D'Aversa, ma che non ce la fa, manda fuori tempo anche lui e accorcia le distanze. Secondo punto per la formazione dell'Ugento. In battuta Maurizio Marzano per la FD Falchiugento. Non forza generalmente Maurizio e non forza neanche questa volta. Cazzato, D'Aversa e va Anogi, molto potente la sua schiacciata. Giaffreda, Rizzo, Giaffreda. Out.
Sesto punto per la formazione del Tricase. Palla che rimane all'interno della metà campo del Tricase. Grazie all'errore in battuta del capitano Luca Musarò, la stanchezza inizia sicuramente a farsi sentire per ambo le squadre. In battuta per Lugento Filippo Rizzo, con Lugento che batte con 3 risponde la Virtus Tricase con 6. Cazzato, D'Aversa, Sodero butta dentro, Giaffreda, Rizzo, Giaffreda, ricevuta, Cazzato bravissimo, D'Aversa, Anogi. Palla che va fuori, ma ce la rivediamo perché sinceramente era un po' ostacolata la visuale dalla presenza dei giocatori, ma quarto punto per la formazione dell'Ugento. Anogi, butta giù. Rizzo, Filippo, Cucci, Coletta, riceve D'Aversa, butta dentro Anogi e trova, gabba il muro 2 di Giaffreda e Galati e va a trovare un buco in piena zona 6, esattamente al centrocampo, con il reparto difensivo dell'Ugento che si aspettava una schiacciata più vigorosa e si lascia sorprendere. Settimo punto per la formazione del Tricase. Con, guardate, la stanchezza, Minonne che si piega sulle ginocchia, la stanchezza inizia a farsi sentire perché soprattutto dopo l'altro set, dopo il terzo set combattutissimo, butta dentro adesso, ecco qua, stessa cosa, e con una schiaffetto alla palla dato dal capitano Jonathan Giaffreda, stessa cosa, va a intercettare zona 6, esattamente al centro del campo. Stanchezza da ambo le parti per le squadre. Batte Ugento con Jonathan Giaffreda con 5 punti e risponde la Virtus Tricase con 7. Non forza Jonathan. D'Aversa e va! E Rizzo Giarrocco, stanco anche lui, è la terza schiacciata che rimane nella sua metacampo e si infrange contro la rete. Quindi seconda battuta consecutiva per il capitano della FD Falchiugento, Jonathan Giaffreda. D'Aversa va Sodero e trova uno spazio fra zona 1 e zona 6 e mette il pallone a terra. Ottavo punto. Batte Tricase con 8 e risponde Lugento con 6, con Anogi Marti Luigi che si incarica della battuta. Via libera da parte dell'arbitro, signor Francesco Scarcella. Al salto, tesa, fuori, direttamente fuori. Eccola qua, la vediamo arrivare da rallenti, quindi settimo punto per la formazione dell'Ugento che accorcia. Luigi Galati in questo momento in battuta per la FD Falchiugento. Cazzato, D'Aversa, Sodero, tenta la sortita e ce la fa! Ce la fa, riesce a gabbare, butta la palla al di là con Filippo Rizzo che insegue la palla fino a quasi la fine del rettangolo di gioco, ma non riesce poi, eccolo qua, perfetta la nostra sequenza di camere in regia e grazie alla nostra Elisa Cucci e Ludovica Grangelo. In battuta adesso il Tricase con Mario Morciano. Giacomo Rizzo che va, svirgola, insegue il fratello Filippo ma non ce la fa a raggiungere la palla. Sporca la ricezione di Giacomo in questa occasione. Eccolo qua. Decimo punto per il Tricase con Lugento che risponde con 7. Rizzo chiama Coletta. Riceve Cazzato, D'Aversa. Out, fuori la schiacciata del capitano Luca Musarò per il Tricase, che fa scattare il tabellone per Lugento all'ottavo punto, accorciando le distanze che adesso si riducono a 2. Time out chiesto da Mister Sodero per il Tricase, time out per noi grazie agli amici di Spike.
Ragazzi, siamo anche noi su Spike Volley Italiano, la piattaforma che vuole essere ed è il punto d'incontro di tutta la pallavolo nazionale. Dirette live, classifiche, risultati, pronostici, sconti. Unisciti a noi. Scarica anche tu l'app per iOS o per Android di Spike Volley Italiano. Si torna in campo e chiedo scusa se doveste sentire qualche schiocco perché ho dovuto necessariamente prendere una caramella alla mente perché la voce sta iniziando a lasciarmi. D'Aversa va Musarò. Rizzo per Rizzo, palla che tocca il muro e finisce a terra nella metà campo del Tricase. Quindi nono punto per Lugento, si accorciano ulteriormente le distanze. Un solo punto fra le due formazioni in questo quarto set, con il Tricase che conduce il match per 2-7-1. In battuta Kevin Coletta per Lugento. Cazzato. Tocco per il muro del Lugento. Giaffreda. Rizzo. Cazzato. D'Aversa e la palla ce la fa il capitano. Bellissimo questo gesto atletico e bellissimo anche prontezza di spirito da parte di D'Aversa. Veramente molto bravi entrambi, è da rivedere perché questa sarà veramente bella pallavolo. Bravissimi entrambi, sia Jonathan Giaffredi, il capitano della FD Falchiugento, che ha recuperato in zona 5 in salvataggio acrobatico, e la prontezza di spirito di Dario D'Aversa per la Virtus Tricase, che ha visto uno spazio vuoto in zona 6 e l'ha sfruttato immediatamente. Rizzo, Marzano adesso mette a terra. Con la palla che carambola di fronte alla camera della nostra Giada, inquadrata proprio in primissimo piano. Aggiorniamo il tabellone, siamo a 11 per la Virtus Tricase e 10 per la FD Falchiugento. Giacomo Rizzo in battuta. Riceve Musarò, che regala poi una free ball dopo il tocco dei compagni. Rizzo per Giaffreda. Tocco, riceve nuovamente Musarò, va ad alzare Morciano per Musarò, palla che rimane nella metacampo del Tricase, buttata, muro e tocco a rete chiamato per Maurizio Marzano, che effettivamente è stato vistosissimo. Tenta di andare con due mani ed incespica nella rete. Quindi 12° punto per il Tricase. In battuta per il Tricase il palleggiatore Dario D'Aversa, veramente un ragazzo estremamente interessante, molto intelligente e con una forte presenza di spirito. Cucci. Rizzo prova la sortita, non ce la fa. Va Cucci nuovamente. Bellissima il suo recupero, molto generoso anche lui. Va giù il capitano Musarò Luca. Murato va di nuovo. Tocco del muro. Coletta con generosità. Musarò. D'Aversa. Anogi. Coletta. Filippo Rizzo per Jonathan Giaffreda, che tocco del muro, cerca le mani e ottiene un block out a fondo campo. 11° punto per Lugento, con il Tricase che risponde con 12. Nuovamente Maurizio Marzano in battuta per la FD Falchiugento. Silenzio pieno nel palazzetto dello Sport di Tricase. D'Aversa. Anogi. Murato. Block out. Bella l'azione di Anogi. Martin Luigi, un altro giocatore molto interessante nella rosa del Tricase. 13° punto per il Tricase. 2 le lunghezze di vantaggio, con il capitano Luca Musarò che va in battuta. Cucci, Rizzo, Giaffreda, out. Ci rivediamo questa azione offensiva del numero 23 del Lugento, il capitano Jonathan Giaffreda. Eccolo qua, prontamente ripreso dal cambio veloce di camere della nostra Elisa Cucci. Time out sul 14-11 per il Tricase e time out anche per noi. 20 secondi.
Ragazzi, siamo anche noi su Spike Volley Italiano, la piattaforma che vuole essere ed è il punto d'incontro di tutta la pallavolo nazionale. Dirette live, classifiche, risultati, pronostici, sconti. Unisciti a noi. Scarica anche tu l'app per iOS o per Android di Spike Volley Italiano. Torniamo in campo, signori, veramente molto molto bella questa giornata di pallavolo dei playoff. Siamo ai playoff d'altro canto, mentre guardate qui dietro c'è il reparto tecnico che sta praticamente quasi sonnecchiando. Li vedo, se fate ciao, eccoli qua. Ecco, grazie a loro e vedete le immagini. Cucci, Rizzo, Giaffreda, Burato, Giaffreda. Rizzo chiama nuovamente Giaffreda, va di nuovo, palla che rimane nella metacampo, Burato nuovamente ma nella metacampo del Tricase. Non si capiscono i giocatori del Tricase e fanno un pasticciaccio brutto nell'area piccola, regalando il 12° punto al FD Falchiugento. Cambio quindi con Filippo Rizzo per Lugento che si incarica della battuta. Batte Lugento con 12, risponde la Virtus Tricase con 14. Cazzato, D'Aversa, Sodero va giù, bellissima, molto molto bella, va giù da solo, riesce a piazzare una diagonale non strettissima direttamente in zona 6, eccolo qua, di fronte alle mani di Giacomo Rizzo. 15° punto per la Virtus Tricase. Rizzo, tocco a rete, giustamente e palesemente insomma rilevato dall'arbitro perché ha fatto un passetto indietro di troppo. Filippo Rizzo che se ne va sconsolato verso la linea di fondo, eccolo qua. Vediamo che credo che ci fosse anche invasione, l'arbitro aveva soltanto l'imbarazzo della scelta in questa circostanza. Quindi 16° punto per il Tricase. Cucci, Filippo Rizzo per Kevin Coletta, Burato, Galati. Generosamente corre Alessandro Cucci e ributtano dentro, free ball per il Tricase. Rizzo D'Aversa e va a schiacciare il capitano Musarò. Butta dentro Kevin Coletta ma non ce la fa. Va a finire oltre al fuori, va a toccare rete e fa invasione. La palla era veramente lunghissima, era un'azione quasi impossibile. 17° punto, sono 5 adesso le lunghezze di vantaggio per la Virtus Tricase, con Jonathan Giaffreda che si avvicina al tavolo, il capitano dell'Ugento al tavolo del segnapunti, e riprendono le posizioni in campo i giocatori dell'Ugento. In battuta Sodero Rocco per il Tricase, non forza, la palla va fuori, regala il 13° punto all'Ugento. Perdonate la voce che mano a mano va a scemare, ma oggi senza l'ausilio preziosissimo anche della nostra Irene è veramente complicato portare a casa tutta la diretta intera. D'Aversa, Sodero, Murato, block in questo caso con punto guadagnato dall'Ugento, un'altra lunghezza in meno. Batte l'Ugento con 14 e risponde il Tricase con 17. Ricordiamo, per chi si fosse messo in contatto all'ascolto in questo momento, che stiamo modulando da Tricase in provincia di Lecce, gara 1 della fase di playoff del campionato territoriale di seconda divisione maschile Puglia, che vede contrapporsi la FD Falchiugento in battuta in questo momento col capitano Jonathan Giaffreda contro la Virtus Tricase. Anoji riceve Galati, Rizzo, Coletta butta dentro, Cazzato, D'Aversa e va Sodero, Rizzo, Giaffreda, Rizzo, Giacomo butta dentro, Cazzato, D'Aversa e non si coordina con Gianrocco Rizzo. La palla scivola fra le mani dell'attaccante del centrale del Tricase e regala il 15° punto alla formazione dell'Ugento. 2 le lunghezze di distanza in questo momento fra le due squadre. Batte Giaffreda, Sodero, Cazzato, butta dentro, Morciano, pardon, non era Sodero, Rizzo e va Rizzo, Giacomo, butta dentro, Cazzato, Anoji
disagevolmente ma astutamente trova una posizione all'interno dell'area da 3 metri e butta una palletta che sorprende Alessandro Cucci, che era a presidio ma un paio di metri più dietro. 18° punto per il Tricase, che batte con 15 con Anogi Martin Luigi e risponde Lugento con 15, Tricase batte con 18. Murato adesso, Murato Giacomo Rizzo. 19° punto per il Tricase, 19-15. Nuovamente Anogi in battuta per la Virtus Tricase. E Ice sorprende, esultanza dei giocatori del Tricase, prontamente catturata dalla nostra Giada Congedi, che va a sorprendere, eccolo qua, Alessandro Cucci in posizione di difesa in zona 6. Siamo a 20 per il Tricase. Momento di blackout per la FD Falchiugento. Anogi, forza, out. Regala questo cambio di servizio e un attimo di requie per la formazione uggentina. Si incarica della battuta su questo 16° punto Luigi Galati per Lugento, il nostro centrale. Cazzato. D'Aversa che chiama Morciano Mario. Block out. In battuta per il Tricase Mario Morciano. Non forza. Palla che finisce sulla rete. 17° punto per Lugento, con il Tricase che risponderà con 21 alla battuta di Kevin Coletta, l'opposto dell'Ugento, che veste la maglia numero 4. Non forza Kevin. Cazzato. D'Aversa che chiama Musarò. Recuperano, non ce la fanno. Disarticolata la difesa dell'Ugento e 22° punto per il Tricase, con la situazione che la stanchezza si fa veramente sentire a questo punto, con i ragazzi di Mister De Giorgi che non riescono a ritrovare lucidità e riprendersi dalla stanchezza. Out, fuori il servizio di Gianrocco Rizzo per il Tricase. 18° punto, 4 le lunghezze che separano le due squadre in questa quarta frazione di gioco. In battuta Giacomo Rizzo, numero 7 e laterale della formazione della FD Falchiugento. Non forza. D'Urso e va, è potente, c'è la respinta a muro, ma il capitano Luca Musarò, per quanto non sia particolarmente dotato di un'altezza ragguardevole, riesce a compiere, oltre che dei gesti d'astuzia, dei gesti atletici molto importanti e anche a caricare molto sulle schiacciate. Quindi 23° punto per il Tricase. Risponde Lugento con il 18. Cucci. Rizzo, Filippo che chiama Jonathan Giaffreda, che è costretto a buttare dietro. Va con D'Aversa e out, fuori. L'azione offensiva del Tricase con Luca Musarò, il capitano. 19° punto. 4 sempre le lunghezze di distacco fra le due squadre. In battuta per la FD Falchiugento Maurizio Marzano. Sodero. D'Aversa. Musarò. Out, block out. Potentissima la schiacciata del capitano del Tricase, che regala il primo match ball alla formazione del Tricase e si incarica in questo momento della battuta. Cucci. Rizzo. Ed è out. Finisce qui signori, con la vittoria del Tricase per 3-1 questa gara 1 della fase di playoff del campionato territoriale di seconda divisione
Puglia, con le squadre che adesso si salutano a bordo campo. 3-7-1, un match combattuto almeno nei primi 3 set e per la prima parte del quarto set, dove poi abbiamo visto un crollo, un calo fortissimo da parte della formazione della FD Falchi Ugento. Match molto comunque equilibrato e molto sportivo, e praticamente impeccabile la conduzione arbitrale, che è stata tenuta dal signor Francesco Scarcella. Ecco qua con i giocatori che ringraziano entrambi la propria porzione di curva, i propri supporter. E niente, quindi gara 1 finisce qui. Allora, per noi ringraziamo sempre il Tricase, che è sempre gentilissimo, la formazione del Tricase, mentre ci guardiamo quello che succede in campo. È gentilissima, ospitalissima sempre in questo bel palazzetto dello sport, che tra l'altro è teatro anche delle gare di Serie A, e quindi è veramente un bel palazzetto, uno tra i più belli che abbiamo qui da noi nel Sud Salento. Ecco qua, foto di rito assolutamente da godere in campo. Eccolo qua, vittoria meritatissima da parte del Tricase. Ringraziamo poi anche, per ciò che riguarda la parte tecnica, tutti i nostri ragazzi che sono qui dietro, che vorrei invitare anche a farsi vedere vistosamente, perché loro sono stati l'anima di quello che non si vedeva. Qui in primo piano abbiamo Giorgio Spennato, che insieme a Ludovica Carangelo e ad Elisa Cucci si è occupato della regia, quindi della transizione in camere. Poi dall'altra parte abbiamo nascosto dal monitor, che adesso farà ciao ciao con la manina e si alzerà, eccolo qua, Paolo Carluccio, che si è occupato della moviola, del replay. E a bordo campo, se riusciamo in qualche modo ad inquadrarla, sì, lo faccio io in questo modo, vediamo un po', eccola qua. Se mettete la camera, credo che sia la 2, e la fate girare, eccola lì, un attimo solo, perché la switchiamo sulla diretta. Eccola qua, eccola, se la giriamo, ecco lei che fa ciao ciao, e la nostra Giada Congedi, che ci ha regalato le splendide immagini di dettaglio a bordo campo. Bene, noi prima di salutarci, come di consueto, ringraziamo i nostri sponsor, che sono la Pescheria Friggitoria del Porto, Borghi d'Italia di Uxentum Tour, GP Service, la Sorgenteco, Colaci Motor, Panificio e Biscottificio del Borgo, la New Access Point, la Farmacia Casciaro, la New Sara Luke e la Folium Breakfast and Aperitif. E poi dobbiamo anche ringraziare gli amici di Spike, che stanno ospitando diciamo in questa ultima parte di campionato le nostre dirette, e lo facciamo rilanciando ovviamente il loro promo. Ragazzi, siamo anche noi su Spike Volley Italiano, la piattaforma che vuole essere ed è il punto d'incontro di tutta la pallavolo nazionale. Dirette live, classifiche, risultati, pronostici, sconti. Unisciti a noi, scarica anche tu l'app per iOS o per Android di Spike Volley Italiano. E mi pare che tutte le creanze siano state espletate. No, ne manca una. Salutiamo nuovamente la nostra Irene Viva, che sappiamo che ci sta seguendo perché ci ha commentato, e insomma ci si vuole bene anche a distanza, assente giustificatissima. E ci diamo appuntamento alla gara 2 di questi playoff, e che sarà da casa, quindi dal Palauso Antiziano Manni di Ugento. E con le immagini del Palauso Antiziano Manni, Luca Carluccio, che con il suo vocione, perdonate che adesso è andato scemando, vi ha accompagnato in questa diretta, vi saluta calorosamente, e appena seguiteci sui nostri social, grazie a chi già lo fa, ma questo è il modo migliore per essere informati anche su tutte le nostre prossime dirette, su tutti gli appuntamenti. Quindi dal Palasport di Tricase, che ha ospitato gara 1 della fase di playoff del campionato territoriale Puglia di seconda divisione maschile, che vedeva confrontarsi in campo la squadra della Virtus Tricase 1967, squadra ospitante, contro la FD Falchi Ugento, squadra ospite, e ha visto prevalere per 3-7-1 la squadra della Virtus Tricase. Un caro saluto e arrivederci alla prossima.